Buongiorno a tutti, questo è un breve video di aggiornamento sulla situazione della GRU Ursus a Trieste. Come sapete, questa mattina ci sarà nella prefettura di Trieste il ministro Patuanelli che per la prima volta affronterà la questione della GRU Ursus per capire che cavolo è successo in questa città e come è possibile che siano riusciti a trascinare un cittadino che peraltro lui conosce personalmente. Io conosco da tanti anni Patuanelli, oltretutto lui si è già occupato di questa situazione, di questa vicenda della Voce della Luna nel corso di questi anni, e devo dire che mi è stato anche molto vicino. Una situazione che si è aggravata a causa dell'inerzia, dell'incompetenza e delle furberie di questa amministrazione locale, di questi politici locali. Come sapete, il sindaco Roberto Di Piazza è riuscito persino a farmi fare un progetto su una nuova location, per una nuova impresa, su un'area che non era neppure di pertinenza del comune. Cioè, siamo arrivati a questi livelli. E come sapete, il prefetto Valerio Valenti è quella persona che ci ha messo 43 giorni per fare una telefonata al sindaco e riportarlo ai suoi impegni e ai suoi doveri, come era giusto che fosse. Ecco, stiamo parlando appunto di due persone che hanno contribuito in maniera proprio scellerata a far precipitare una situazione che poteva essere tranquillamente evitata. E, senza arrivare a questi livelli, e poi l'hanno peggiorata nel corso del tempo, mantenendomi su questa gru per 128 giorni. Ecco, e loro pretendevano che io scendessi nel giro di 24 ore. Cioè, stiamo parlando di un prefetto che ha gestito questa situazione in una maniera veramente invereconda. Ci ha messo 43 giorni per telefonare al sindaco, 128 giorni per fare un tavolo di questo tipo che non si capisce, e lo ha gestito anche in maniera così fumosa, non si capisce la finalità di questo incontro. Ripeto, cosa che probabilmente il ministro Patuanelli non è neanche ben al corrente, probabilmente lo sarà tra qualche ora, sarà al corrente di quello che sta succedendo realmente a Trieste. E, questo sindaco che poi pretendeva che io scendessi nel giro di 24 ore, no? Dopo aver trascinato in una maniera veramente pazzesca questa storia, pretendeva che io scendessi nel giro di 24 ore senza neppure il mio avvocato, no? E sapendo che avrebbe come minimo dovuto avvertire per tempo anche il mio avvocato, no? Per farlo arrivare qui a Trieste, visto che lui sta in Puglia. E di questo anche il prefetto ne era perfettamente consapevole, ma ha ignorato tutto questo. E ovviamente è chiaro che io a queste condizioni non è che posso scendere, con tutto il rispetto e il bene che voglio a Stefano Patuanelli. Questo prefetto non ha creato proprio le condizioni serie, umane, concrete, civili per poter scendere, no? Ha generato come sempre ulteriore sfiducia, no? Perché devono gestire sempre queste cose in maniera così ambigua, no? È per questo che io questa mattina al posto mio ci sarà una piccola delegazione di cittadini informati dei fatti e mia sorella che incontrerà il ministro faccia a faccia, gli consegnerà a mano una lettera da parte mia e del mio avvocato, e per conoscenza con una copia anche al prefetto e al sindaco di piazza. Dopodiché aspetterà una risposta a questa lettera, che spero che arrivi in tempi rapidissimi, vista la situazione. Io credo che non ci sarà nessun problema da parte del ministro Patuanelli di ricevere mia sorella. Io credo che in una situazione del genere, no, sia impensabile che questo non accada, anche perché poi Patuanelli è una persona da quel
poco, almeno che lo conosco, è una persona seria, civile, e tutto questo rientra in un discorso molto civile, trasparente, democratico, umano, se volete. Ecco, e questo è praticamente quello che succederà tra più o meno un'ora a Trieste. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi e vedremo che cosa succederà e se ci saranno delle notizie positive che ci auguriamo ovviamente tutti quanti, io per primo. Buona giornata a tutti e a presto.